tutti amici di Matto Scacco, ben ritrovati. Siamo già al quarto turno del campionato mondiale, ci troviamo a Dubai e vediamo di fronte Magnus Carlsen, detentore del titolo di campione mondiale norvegese, lui dall'alto dei suoi 2855 punti, contro il suo giovane sfidante russo Ian Nepomniachtchi, che ricordo essere qui in finale perché ha vinto il fortissimo torneo di candidati. Prima mossa, prima sorpresa, E4. Perché è una sorpresa? Perché in tanti si aspettavano che Magnus, dato che è un giocatore molto posizionale, che cerca di trarre piccoli vantaggi per poi portarli un po' più alla lunga, giocasse soltanto aperture come D4, l'apertura catalana, qualcosa di più lento di attesa, di tranquillo come cavallo F3, C4, G3. Invece sorprende un po' tutti i commentatori e alla prima mossa decide di giocare 4 e 5 da parte del nero, e dopo cavallo F3 siamo di fronte a un'altra sorpresa. Non cavallo F3 per il bianco, perché chiaramente è una continuazione abbastanza comune, ma la sorpresa del suo sfidante è cavallo F6, quindi rientriamo nell'apertura rossa e questo fa un po' capire le intenzioni del nero. Si dice che l'apertura russa sia un'apertura che tenda al pari. Per quale motivo? Perché adesso, seguendo la partita, ci accorgeremo che la struttura pedonale che si ottiene dopo poche mosse e anche lo sviluppo dei pezzi è abbastanza simmetrico. Infatti la partita è proseguita così come vi ho mostrato finché si raggiunge questa posizione dove, come vedete, la struttura pedonale di entrambi i giocatori, è vero che siamo soltanto all'inizio, però è esattamente identica. Il bianco decide quindi di sviluppare l'alfiere in D3, il nero fa lo stesso e dopo arrocco. A questo punto il bianco è colui che può decidere che tipo di sistema impostare, perché potrebbe giocare magari una mossa solida come C3 e a questo punto il nero potrebbe a sua volta giocare C6. Bene, si va verso una posizione abbastanza simmetrica che potrebbe forse seguire con un cavallo che si sviluppa qui in D2. Chiaramente dopo un possibile cambio questa posizione, come vedete, è praticamente la stessa. La struttura pedonale è identica, i pezzi all'interno della scacchiera sono identici e questo fa sì che si consideri una posizione del genere molto equilibrata. L'unico modo per cercare di alterare un po' lo sviluppo dell'avversario, quindi il bianco cercare di prendere una leggera iniziativa che poi forse potrebbe provare a convertire in un piccolo vantaggio, questa qui, C4. C4 ha l'idea di alterare la struttura pedonale, perché in caso di cattura ovviamente si perde un pezzo, quindi questa è da scartare, e in caso di C6, come vedete, il bianco ha fatto una mossa un po' più attiva perché il suo pedone si trova un po' più avanti e il nero è costretto a fare una mossa passiva. Anche qui il cambio sarebbe assolutamente da escludere, perché cambiando quel piccolissimo vantaggio che cercava il bianco si neutralizza, perché qui si ritorna verso la simmetria. E allora, dopo C4, C6, il bianco Magnus decide di giocare dunque torre in E1. Alfiere F5 difende, sostiene questo cavallo in E4 che era appena stato attaccato 2 volte, dopodiché donna B3. Ricordiamo che il più delle volte quando un alfiere lascia il lato di donna crea una piccola debolezza sulla colonna B. Solitamente il pedone in B7 per il nero e il pedone B2 per il bianco diventano dei piccoli obiettivi e dunque in questa posizione donna B3 effettivamente riesce nell'intento di creare un piccolo problema. Ovviamente questo pedone si difende facilmente, donna D7, la mossa giocata dal russo riesce in questo e si continua, cavallo salta in C3, l'idea fare pressione qui al centro della scacchiera e dopo cavallo per C3 qualcuno potrebbe dire: beh, se lui è costretto a catturare di donna io gli cambio tutto e raggiungo una posizione del genere dove da nero in realtà sto anche meglio, perché si è creato un pedone isolato. Questo pedone in D4 potrebbe trasformarsi in un obiettivo e tra l'altro è anche molto facile cercare di giocare contro, quindi contro il pedone isolato a grandi linee dovremmo sempre cercare di bloccarlo con un pezzo e poi con calma lo attaccheremo. Chiaramente dopo cavallo per C3 la mossa giocata da Magnus è stata un'altra, alfiere per F5 intermedia, attacchiamo la donna, bisogna ricatturare, dopodiché la cattura in C3 è dovuta. Ok, in questa posizione si è creato un piccolo squilibrio, si è alterata la struttura pedonale, ma il bianco ha una piccola iniziativa al centro su D5 e in particolar modo come dicevo prima su B7.
Qual è l'idea? L'idea che in caso di una mossa come donna D7 la cattura in D5 porta a una posizione molto interessante. Chiaramente, eventualmente quando il nero catturerà in D5 c'è una piccola risorsa tattica, perché se donna per D5, alfiere per H2, tema classico del main gioco, vince all'istante il nero. Però questo pedone in D5 potrebbe creare dei problemi alla lunga, perché se io gioco G3 effettivamente sto minacciando una cattura, e in questa posizione il bianco riesce a prendere un po' di iniziativa. Donna C6 difende, cavallo salta in avanti e attacca, probabilmente lui ti cambierà e ritorna di nuovo il problema della difesa del pedone centrale. Il bianco qui, ok, non ha una struttura pedonale bellissima, ma neanche il nero. La differenza la fanno i pezzi pesanti coordinati tra loro sul punto D5. Tornando dunque un po' più indietro, dopo pedone per C3, B6 è stata giocata e a questo punto si punta a isolare il pedone centrale, quindi Magnus vuole giocare un finale. Donna B5, molto interessante, la donna avversaria ad una difesa e a volte la minaccia potrebbe essere C4, cercando appunto di giocare lungo la traversa provando a prendere un po' di iniziativa. Donna D7 giocata in partita, chiaramente questa cattura non è giocabile per quanto abbiamo detto prima, e allora A4 da parte di Magnus. Arriva il cambio e in questa posizione il bianco sarebbe molto contento se il nero non riuscisse a spingere questo pedone. Quindi in caso di cavallo D7 qui il bianco è abbastanza soddisfatto della posizione raggiunta, perché questo pedone in B5 effettivamente riesce a bloccare due pedoni avversari, e in caso di spinta di un passo di 2 chiaramente da tenere sotto controllo l'eventuale cattura in A6. Perché qui il bianco è soddisfatto della posizione raggiunta? Perché in caso di non so, alfiere A3 propongo il cambio del pezzo nero più forte, catturo, riprendo, semplicemente raddoppierò le torri e cercherò di fare pressione su quel pedone arretrato che è rimasto un po' più indietro, e quindi qua manovrando da bianco si può comunque avere un po' di iniziativa, che poi con un po' di esperienza, allenamento eccetera si può concretizzare in un vantaggio materiale. Tornando indietro, dunque, se il pedone in A7 rischia di essere bloccato, rischia di restare un po' più indietro, diventare dunque il pedone arretrato, la mossa migliore è quella di spingerlo. Il nero può spingere questo pedone adesso, perché in caso di cattura semplicemente cattura di torre, e in caso di cattura verrà cambiato un altro pezzo. Questi pedoni sono brutti, sono isolati, però questo pedone in C3 e anche la presenza di un alfiere bianco che comunque sia abbastanza limitato sulle diagonali, sulla diagonale lunga, quella che passa per il centro, rende questo alfiere cattivo o comunque leggermente cattivo, e quindi posizione assolutamente equilibrata. Dopo A5 cavallo H4, l'idea da qui salto in avanti, cerco di darti fastidio, preso l'alfiere, e a grandi linee si dice che un alfiere contro un cavallo in una posizione aperta con tanti pedoni sia sul lato di donna che sul lato di re è sempre un pezzo più forte, quindi cavallo F5 punta al cambio, G6 impedisce il salto e dopodiché arriva G4. G4 è una mossa notevole, molto bella, potrebbe venire in mente a giocatori esperti o comunque sia che conoscono determinate strutture pedonali. Qual è l'idea? L'idea che vedremo tra poco, quindi dopo G4 è stata giocata cavallo D7, l'idea è questa: il cavallo prende la casa che ha appena lasciato il pedone e da lì inizia la manovra verso il centro. Cavallo per F4 attacca il pedone centrale e chiaramente in caso di cattura in C3, che poi la mossa giocata, permetterà al cavallo bianco di posizionarsi al centro della scacchiera. In questa posizione i pezzi superstiti, quindi diciamo i pezzi rimasti all'interno della scacchiera, non sono poi molti, quindi è veramente difficile cercare di progredire, ottenere dei piccoli vantaggi da una parte o dall'altra. Torre E7 è una mossa attiva, si attacca il cavallo che non è difeso da nessuno, e cavallo F8 difende tutto. Scacco per il bianco, il re si sposta e questo cavallo va in E8, il re torna indietro e adesso D5 è un piccolissimo miglioramento della posizione. Dico piccolissimo perché chiaramente c'è un piccolo
tranello tattico, c'è una trappola in caso di torre per d5, il cavallo torna indietro, scacco e re, e ovviamente nel momento in cui ripiega verso il centro guadagnerà una torre. Dopo d5, quale potrebbe mai essere il piano del bianco? Perché in realtà questo pedone non ha un gran futuro, perché potrebbe arrivare in d6, forse arriva in d7, però in realtà quando arriverà in d7 si troverà sotto il controllo di cavallo e torre. Dunque, contro una mossa del bianco d5 che prende spazio, il nero decide semplicemente di avanzare il suo pedone A. Pedone va in A4, scacco di nuovo, e a questo punto G5 ha migliorato leggermente la posizione. Probabilmente il piano del bianco è quello di aggredire questo pedone B6 da dietro. Però c'è anche da dire che questo pedone A3 crea un po' di problemi, perché se il bianco perdesse tempo nel catturare il pedone, c'è da dire che, che qui la posizione diventa molto rischiosa, perché adesso ci sono minacce di promozione. Una torre che salta in B3, che va in B3 e da lì si dirige in B1, chiaramente da scacco, ma attacca anche la torre avversaria che non è difesa. In realtà, per quanto è pari questa posizione, per quanto sia equilibrata, esiste una manovra di pareggio in cui bianco sacrifica la sua torre, quindi parziale di torre in meno, però poi alla fine, diciamo alla fine dei giochi, arriva questo cavallo che viene 8, e dopo cavallo G8 ci potrebbe essere una ripetizione. Cosa accade? Che dopo cavallo E8 sicuramente questo re si potrebbe nascondere lì all'angolo, ma dopo torre per F7 chi difenderà questo cavallo? Perché chiaramente in D7 non si può saltare per ovvi motivi. L'altra minaccia del bianco è che il cavallo in F6 creerà un tema di scacco matto, dunque il re deve andare in G8, il bianco insegue questo re nero e ovviamente si ripeterà la posizione. In partita, probabilmente anticipando o comunque considerando che questo pedone in A3 avanza facilmente, quindi già ben disposto a ottenere come massimo risultato un pareggio, semplicemente il bianco ha deciso di giocare cavallo E8 e scacco. Il re si sposta e dunque ripetere. Quindi con la triplice ripetizione della stessa posizione, la quarta partita del mondiale si conclude in parità, quindi punteggio di 2-2 e match ancora molto equilibrato. Siamo solo all'inizio, diciamo mancano tante partite. Ieri c'è stato un giorno di riposo, quindi oggi quarto turno e domani si riprende dal quinto con Ian Nepomniachtchi, giocatore molto tattico, dinamico, con il bianco. Rivediamo la partita, quindi è stata un'apertura russa, ci sono tante varianti, ma l'unico modo comunque per una variante per cercare di evitare la simmetria è esattamente quella che vi propongo. Quindi la torre va in E1, attacca il cavallo lì al centro della scacchiera e dopo donna B3 effettivamente si semplificano dei pezzi. Però il bianco ha qualche idea. Donna D7 è stata giocata in partita in questa posizione, visto che si stava creando il tema dell'inchiodatura. A4 difende e adesso la posizione tende al pari, però quando è che tende al pari? Quando effettivamente ci sono pochi pezzi all'interno della scacchiera. Cavallo H4 per il giocatore norvegese. L'idea, abbiamo detto, saltare lì al centro della scacchiera in F5 cercando di creare qualche problema all'alfiere di case nere per provare a catturarlo. G4, cavallo D7 e a questo punto arriva la cattura, quindi il cambio del pedone centrale con il pedone C3, ma la posizione non promette molto. Ci sono alcune minacce tattiche ma realmente facilmente controllabili, tra cui la spinta del pedone D, che chiaramente è difeso per via dello scacco in F6. La partita dunque continua, cavallo F6, re G7, G5 difende il cavallo, il pedone in A3 abbiamo detto essere abbastanza pericoloso e quindi il campione del mondo decide di ripetere la partita. 2-2, appuntamento a domani. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!